Bentrovati, oggi preparo i spardulas, le formagelle, dolce tipico pasquale in Sardegna. Gli ingredienti di cui ho bisogno per preparare questo delizioso dolce sono: per la sfoglia 600 g di farina di semola rimacinata, 250 g circa di acqua tiepida, un cucchiaino raso di sale e 60 g di strutto. Per il ripieno avrò bisogno di 1 chilo di ricotta, io in questo caso uso quella di pecora, si può fare con la ricotta vaccina oppure si può fare anche con il formaggio fresco. 1 chilo di ricotta, 4 tuorli d'uovo, un pizzico di sale, una bustina di lievito per dolci, 2 bustine di vanillina e una bustina di zafferano, 120 g di zucchero, 120 g di farina 00, la scorza grattugiata di un limone e di un'arancia. Dopodiché avrò bisogno di, per decorare i dolcetti, miele che andrò a scaldare e delle palline colorate, le palline arcobaleno, da noi le chiamano tragea. Iniziamo a preparare la sfoglia. Inizio impastando con l'acqua tiepida e il sale. Lavoro bene, dopodiché porto sul tavolo da lavoro per incorporare anche lo strutto. Inizio a incorporare anche lo strutto. Dopo aver incorporato tutto lo strutto, metto l'impasto dentro una bustina da congelatore o va bene anche la pellicola e intanto che riposa preparo il ripieno. Verso tutti gli ingredienti nella ricotta, il lievito, le 2 bustine di vanillina, lo zafferano, il pizzico di sale, la scorza dell'arancio e del limone, i 4 tuorli d'uovo, lo zucchero e la farina. Mescolo molto bene gli ingredienti. Il ripieno è ben amalgamato. Se la ricotta era bella asciutta, la farina per impastare era sufficiente, quei 120 g. Se dovesse risultare ancora troppo umida, si può aggiungere un po' di farina. Ora creerò delle palline e metterò su questo vassoio con carta forno. Quando le palline sono tutte pronte, inizio a tirare la pasta. Inizio a tagliare a pezzi la pasta. Mi aiuto con un po' di semola rimacinata affinché non si attacchi sul tavolo da lavoro. Appiattisco un po' con un mattarello e inizio a tirarla con la sfogliatrice e la porto all'altezza di 1 millimetro. La sfoglia deve essere 1 millimetro. Inizio a preparare i dischi con un coppa pasta da 8 cm.
Nel frattempo ho già acceso il forno a 180 gradi. Inizio a posizionare tutte le palline di ripieno sui dischi di sfoglia. Forno caldo 180 gradi statico per circa 20-30 minuti, facendo attenzione che la sfoglia non cambi colore. In forno hanno già iniziato a gonfiarsi, sono bellissime, stanno cuocendo bene. Eccole qua, le prime pardule sono pronte. Scaldo un po' di miele in microonde per qualche secondo. Con il miele sciolto e un po' più liquido spennello tutte le formagelle. Finisco decorando con le palline arcobaleno. Gli spardulas sono pronte. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Come sempre, sotto in descrizione troverete tutti gli ingredienti completi per realizzare questa ricetta. Ciao, a presto!